Ma secondo me la politica ha avuto la possibilità di diffondere con maggior facilità un messaggio, non sempre positivo, questo è il problema. E per i politici rompere l'argine della difficoltà del rapporto con i cittadini. Prima, indubbiamente, senza internet, senza il profilo Facebook o quello Twitter o la presenza sui social, era difficile raggiungere direttamente, se non con le lettere al sindaco, che esistono ancora, ci sono cittadini che scrivono lettere al sindaco, vi assicuro. Cioè di quelle Cioè, su carta e penna, carta e caro penna sindaco. o le prove, nel senso con le lettere che mi hanno spedito. Oggi una signora, Esmirionis, ha detto: come posso contattare il sindaco? Signora, intanto ce l'ha di persona, cioè nel senso che sono qua, può farmi tutte le domande che E vuole. ti ha dato la lettera a mano? Però, no, mi ha detto: io però vorrei parlarle a lungo. Gli ho detto: allora, come posso fare? Potrebbe scrivere una mail? No, io non lo uso internet. Posso scriverle una lettera? Signora, va benissimo. E dove la porto? Al comune, in via Roma. Quindi i mezzi vecchi di comunicazione esistono tutti. Cioè ci sarà sempre una persona che pretenderà di incontrarti, di guardarti negli occhi e di parlarti di persona. C'è ovviamente una porzione di popolazione che probabilmente non ha nessuna intenzione di guardarti negli occhi, qualche volta anche è bene che non ti incontri perché magari ti vorrebbe sputare in un occhio, quindi, che utilizza internet. Consente questo. Qual è il rovescio della medaglia? Che non credo che sia un problema solo legato alla politica, ma credo che sia un problema di tutti noi. Che tutto quello poi che viene scritto su internet o che c'è su internet diventa per alcuni il verbo, cioè la verità assoluta.